Dopo il cappone nello scontro diretto contro il Palazzolo che ha portato al cambio di allenatore con il ritorno di Michele Campo in panchina, il Giarre deve affrontare l'esame Mazzarrone, squadra in piena corsa playoff e reduce da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 partite. Nell'11 titolare giarese pesano le assenze per squalifica di Ankovic, ultima giornata da scontare, e Tosto che sarà assente anche settimana prossima. Il 4-3 dunque vede Russo tra i pali, strana arretrata in difesa al centro accanto a Pieda con Caltabiano e classe 2007 Migneco terzini. A centrocampo Sciacca, Lemura, Garozzo. In attacco tridente formato da Santa Paola, Tornitore e Mascara. Ospiti che guadagnano subito un corner, lo batte Puglisi, mischia in aria, la palla finisce Papaserio sotto porta, salva Sciacca in scivolata con l'aiuto di Russo. Il Giarre cresce col passare dei minuti, qui Garozzo intercetta un passaggio di Modica e fa ripartire Sciacca. Sciacca si affida a Lemura, può avanzare il numero 10, Lemura si avvicina nei pressi all'area di rigore, poi temporeggia, aspetta l'inserimento di Santa Paola, lo serve sulla corsa, grande palla, poi contrasto tra Giuffrida e Santa Paola. Ferma tutto l'arbitro, simulazione e cartellino giallo per Santa Paola. Rivediamo la palla di Lemura e il contrasto spalla a spalla Giuffrida Santa Paola. Migneco con le mani, per Sciacca, verticalizza subito per Tornitore, la sponda. Intercetta Puglisi, non bene però non riesce ad allontanare. La palla finisce a Santa Paola che calcia dal limite, non trattiene Torrisi, poi Tornitore sotto porta, segna l'1-0 ma è tutto fermo per fuorigioco. Questa è la posizione di Tornitore al momento del tiro di Santa Paola. Continua l'ottimo momento del giallo-blu, piazzata di Sciacca, morbido sul secondo palo, a cercare la torre di Tornitore, dentro per Piedra che colpisce male, blocca Torrisi. Strano da fermo, sventaglia verso destra, dove c'è Mascara. Mascara può andare all'1 contro 1, poi ricomincia da Migneco che evita il rientro di un avversario. Migneco, il cross al centro per lo stacco di Tornitore, deviazione di Trovato e palla in angolo. Torna a farsi vedere in attacco il Mazzarone, punizione di Puglisi, bassa per Torres, in aria, Torres la sterzata, tira sul primo palo, respinge Russo che non si fa sorprendere. Finale del primo tempo, strano, raso terra a cercare Tornitore, anticipato da Visintin. Torres, Papaserio, si distende in contropiede del Mazzarone che attacca ora a sinistra con Passegue. Passegue, punta Piedra, vince un rimpallo, si accentra il 10, ancora Passegue, prova la conclusione dalla distanza, alta sopra la traversa. Nella ripresa ottimo approccio del Mazzarone, rinvio di Torrisi, sponda di Modica. Torres fa passare per Bamba, prende velocità Bamba. Ancora il 7, Bamba il siluro dalla distanza, sorprende Russo toccando la traversa. Mazzarone ad inizio ripresa subito in vantaggio con Bamba. Colpiti a freddo i geresi cercano subito una reazione, Lemura trova Santa Paola. Ancora Lemura, di prima per Caltabiano, spinge a sinistra il 3. Caltabiano entra in aria, il cross per la testa di Tornitore, fuori bersaglio. Forze fresche per l'attacco dalla panchina, fuori Lemura, dentro Leotta. Minuto 62, rimesse di Migneco per Sciacca. Scambia con Garozzo, troppo corto il passaggio di ritorno, ne approfitta Passegue, steso da Sciacca, che ha fermato la ripartenza di Passegue. Sciacca era già ammonito, si fa durissima per il Giarre che resta anche in 10. Seconda sostituzione per Mister Campo, fuori Santa Paola, dentro Finocchiaro. Calcio d'angolo di Modica, teso sul secondo palo nella zona di Torres, il controllo, l'assist per Papaserio e il tiro, alto non di molto. I gialloblu continuano la caccia al pareggio, punizione di Strano, morbida, tocca Trovato, poi Bamba controlla e palla allontanata, proteste del Giarre, volevano il fallo di mano di Bamba. L'arbitro ha lasciato proseguire giudicando il controllo col petto. Altri 2 cambi per Mister Campo, fuori Garozzo e Mascara, dentro Amante e Limina. Scocca il 90esimo, rimessa di Carvaglio per Di Stefano. Ancora Carvaglio, il traversone lungo sul secondo palo, duello Passegue Caltabiano. Caltabiano tocca la palla col braccio e calcio di rigore per il Mazzarrone. Fallo di mano di Caltabiano. Dal dischetto va Torres che trafigge Russo e sigla il 2-0 e chiude i conti. Il Mazzarone spugna regionale e continua così la sua corsa verso la zona playoff. Per il Giarre inevitabilmente si sono fatte sentire le assenze di Ankovic e Tosto, ma il primo tempo è stato comunque di buon livello e questo non fa che aumentare i rimpianti. Il brutto approccio nella ripresa infatti ha condannato i gialloblu a rincorrere gli avversari, l'inferiorità numerica ha fatto poi il resto. Domenica prossima i giaresi sono attesi dal derby contro l'Atletico Catania 94, un'altra squadra in lotta per i playoff. Servirà una prestazione gagliarda e d'orgoglio per portare a casa punti preziosi per la classifica.